Se stai soffrendo da dolori nella parte della gola che in particolare sono collegati alle tue corde vocali, quindi non riesci a parlare perché il parlare ti fa stare male proprio a livello fisico nella parte qui della gola, probabilmente questo dolore può essere sia collegato a problematiche strutturali delle corde vocali o comunque delle patologie sulla parte delle corde vocali, ma potrebbero essere anche patologie legate a un sistema nervoso ipersensibile. Chiamiamo questi dolori nociplastici. Bene, se sei arrivato fino a qua, probabilmente avrai visto differenti terapisti, differenti medici e magari nessuno ha trovato la reale causa del problema. Voglio dirti che probabilmente c'è una speranza e in questo video voglio spiegarti come è possibile che questi dolori avvengano anche in queste parti del corpo in assenza di problematiche strutturali di alcun tipo. Chi sono io per dirti questo? Sono Alessio Veneziano, sono un fisioterapista e fondatore di Veneziano Therapy. Sono specializzato nella cura del dolore neuroplastico o psicosomatico attraverso un approccio psicologico, quindi psicosomatico. Ho fondato Veneziano Therapy nel 2021 e da quel momento fino ad oggi abbiamo aiutato più di 100 persone a ritornare a stare bene senza terapie strumentali, manipolazioni o farmaci. Per sapere come possiamo aiutare anche te, vai nel link in descrizione e trovi differenti modalità. Un altro modo, prima di portarti avanti nel video, è che ho scritto un ebook che si chiama Il potere della consapevolezza, è gratuito, te lo lascio leggere perché quando finirai questo video capirai che c'è molto di più che del corpo, ma c'è anche molto sul sistema nervoso e sulla nostra mente. Quindi andiamo direttamente sulla lavagna che ho preparato per te, per farti capire come esiste il collegamento tra mente e corpo nel problema sulla parte della gola anche. Allora, come sono arrivato a tutto questo? Oltre alla mia esperienza personale, perché anch'io soffrivo di dolori cronici persistenti cervicali, in altre parti del corpo, e la terapia unicamente mirata al mio cervello, al mio modo in cui processavo le emozioni, ha risolto totalmente il problema. E questo che ti sto per dire è stato anche attestato, comunque scritto nell'International Journal Speech Psychology del 2008, diverso tempo fa. Purtroppo oggi la medicina questa parte non la prende molto in considerazione, non so perché, probabilmente per questioni più grandi di me, ma esistono i collegamenti tra mente e corpo e questi collegamenti, quindi questi sintomi nelle corde vocali, nella gola, che in inglese possiamo chiamare Functional Voice Disorder, FVC, sono dei processi che avvengono attraverso delle microcontrazioni nell'apparato vocale. Queste microcontrazioni avvengono a causa di un sistema nervoso che è andato in iperallerta. Queste microcontrazioni quindi sono dovute al sistema nervoso centrale, cervello e midollo spinale, che mandano questi impulsi sulla parte della gola, ma anche in tutta la parte superiore del corpo, per in un certo senso proteggerci da un imminente attacco, ma quell'attacco non è un attacco fisico, è un attacco probabilmente psicologico emotivo. Infatti in questo studio hanno visto come le emozioni negative, ovvero quelle soppresse, perché non esiste un'emozione negativa, l'emozione negativa, quella reale, quella non espressa, quella che dico sempre io. Quindi emozioni soppresse o inespresse vengono bloccate all'interno del nostro corpo in un certo senso. Il sintomo è lì per proteggerci, per non farle uscire, perché fare uscire queste emozioni per il nostro corpo, per quello che lui ha capito, sarebbero rischiose per la nostra vita. Magari appunto sono arrivate da fattori legati a personalità, a eventi di vita particolari o all'infanzia particolare che ci ha influenzato sul nostro sistema nervoso. La personalità potrebbe essere una personalità che ha paura del conflitto, perché magari da bambino il fatto che potevamo esprimere quello come ci sentivamo non era accettato, oppure i nostri genitori ci hanno insegnato che
queste modalità di espressione non devono essere espresse in quel modo, ok? Ci sono miriadi di possibilità per cui la nostra personalità abbia fatto sì che il nostro sistema nervoso vada in ipersensibilità. Potrebbero essere anche eventi di vita, magari incidenti stradali, traumi psicofisici, questi abusi, magari abusi sessuali, abusi magari anche solo emotivi. L'infanzia te l'ho detto prima. Quindi qual è la soluzione di tutto ciò? Tu ti sarai arrivato qui, ti avrò detto tutte queste informazioni e dalla parte tua avrei detto ma cosa c'entra? Ma non mi sembra vero, mi sembra tutta una fuffa. Queste sono terapie oggi, terapie del riprocesso del dolore che sono messe in atto proprio per la cura di queste tipologie qua. E il nostro sistema nervoso sappiamo che va in ipersensibilità appunto a causa dei nostri pensieri ed emozioni represse. Le emozioni represse negative sono emozioni che noi in un certo senso inconsciamente teniamo all'interno. Io per esempio faccio molto questo e l'ho fatto nel passato, quindi il dolore alla cervicale mi arrivava in periodi molto stressanti della mia vita, dove cercavo di mantenere un senso di controllo di quello che stava accadendo a fianco a me, ma io avevo una sorta di rabbia, una sorta di disgusto, non riuscivo a tenerlo dentro, ma non lo esternavo e non esternandolo andavo in microcontrazione all'interno. Dolore appunto cervicale o dolore emicranico. Ci sono differenti tipologie di dolori, ovviamente non sono tutti di questa tipologia, molte però sono di questa tipologia, possono essere risolti attraverso una soluzione psicosomatica. La prima cosa che bisogna capire è questa per andare nella soluzione, che esiste il conscio e il subconscio, ok? Questo è il modo semplicistico per fartelo capire. Il sintomo sta nel mezzo, quindi tu non è che ovviamente vuoi reprimere le emozioni e quindi vuoi autosabotarti col fatto di creare il sintomo, no. Ovviamente questo subconscio è lì che gira come una sorta di programma, un software detto di te, che reprime le emozioni perché ha sempre fatto così. Quando reprime, somatizza, diciamo, alla fine esce il sintomo. Uscendo il sintomo, noi quello che facciamo nella medicina convenzionale è di attaccare il sintomo, non lo vogliamo sentire, assolutamente. E se non sentiamo il sintomo, però l'emozione repressa rimane sempre dentro. Quello quindi la terapia che in modo semplicistico voglio dirti è proprio di far uscire questa emozione nel conscio. Uscendo il sintomo non ha più, ecco com'è veramente la cura, è proprio quella di essere consci e consapevoli delle nostre emozioni represse. Dobbiamo essere consci e consapevoli che questi fattori ci hanno influenzato fino ad oggi. Non vuol dire che dobbiamo eliminare, dobbiamo cambiarci la personalità o dobbiamo cambiare gli eventi di vita passati o dobbiamo cambiare l'infanzia o dare colpa ai nostri genitori, no. Quello che dobbiamo fare ed essere coscienti di questo fattore, di questi fattori e dire ok, adesso esprimo queste emozioni, accetto questo sintomo attraverso quindi la meditazione, la mindfulness o addirittura attraverso dei processi seguiti da un terapista che se vuoi andare più oltre c'è il Neurobalance, il mio percorso che appunto ti spiega step by step cosa fare, ma la prima cosa è appunto questa consapevolezza. Il mio libro, il mio ebook, Il potere della consapevolezza, ti spiega meglio questo procedimento, questo processo. Quindi se tu soffri di dolori persistenti a questa zona del collo o comunque altre zone del corpo, ti invito a guardare l'ebook e ti invito a guardare tutti gli altri video del mio canale per sapere se rientri in questa condizione. Questo è quello che volevo dirti in questo video. C'è veramente tantissimo da sapere, tantissimo da fare, ma la speranza spero di avertela data, che non è perché non esiste nessuna terapia che hai fatto fino ad oggi che non può risolvere il tuo problema. Probabilmente hai guardato sulla parte convenzionale della medicina, che oggi però si è espansa nel 2024, nel momento in cui sto facendo questo video. Quindi veramente c'è tanto da fare e tanto che puoi fare tu dalla parte tua. Prima cosa è informarti, seconda praticare queste pratiche di espressione delle emozioni. Ci sono differenti modi
Una di queste è la meditazione, la scrittura espressiva, il tapping, EFT, insomma differenti. Guardate i video che ho fatto in precedenza o quelli che verranno per sapere veramente come risolvere, e sono sicuro che arriverai al punto di guarigione che ti meriti. Ciao, a presto e ci vediamo alla prossima.